La sirena di allarme è risuonata di notte in pieno centro a Casale sul Sile. Una banda di ladri ha messo a segno un colpo alla gioielleria Preziosismi di via Vittorio Veneto, forzando un ingresso sul retro dell'edificio. Del colpo, con un bottino non ancora quantificato, è stata informata anche la sindaca, arrivata sul posto poche ore dopo il furto. Ed è un grande dispiacere per tutta la comunità, per questo danno ovviamente che è stato provocato a questo negozio che ormai conosciamo da tanto tempo. I titolari, ancora scossi per quanto accaduto, hanno preferito non rilasciare dichiarazioni, chiedendo tranquillità dopo un episodio che ha segnato la loro attività professionale e la normalità della vita quotidiana. Sono molto scossi, come può succedere insomma a chiunque di noi quando siamo presi insomma nella sicurezza dei nostri ambienti. Il negozio è un po' come una casa per le persone che ci passano tutta la giornata, è casa loro, e quindi c'è anche come dire, quasi una violenza a vedersi arrivare gente, insomma vedere che hanno toccato, hanno preso, a parte ovviamente il danno economico che è grandissimo, ma c'è anche un senso di insicurezza che si ingenera ovviamente nelle persone. Sul fatto indagano i carabinieri, che stanno visionando le tante immagini a disposizione. Per fortuna a Casale sono rari questi episodi perché c'è una copertura di telecamere molto capillare, quindi ora sappiamo che i carabinieri stanno facendo le loro indagini e speriamo che ben presto queste persone siano assicurate alla giustizia. Gli occhi elettronici sono presenti sullo stesso negozio preso di mira dai ladri, sul vicino municipio e su altre attività commerciali presenti lungo la strada provinciale. A Casale è attivo anche il controllo di vicinato. Come statistiche sicuramente Casale è un territorio molto tranquillo, però noi siamo sempre in guardia ed è per questo che stiamo continuando a implementare altre telecamere su tutte le principali vie di fuga. Il vicino sistema autostradale è molto controllato e potrebbe non essere una via di fuga preferenziale per i malviventi. Le zone più a rischio sono in genere quelle lontane dal centro. È più una questione magari quando si è in mezzo ai campi, è più problematico, invece qui effettivamente in centro è una sorpresa perché di solito non avvengono.